Propongo che si faccia un referendum popolare per dar seguito a queste richieste. Un referendum per decidere se Cavallino Treporti debba stare con l'azienda sanitaria del Veneto orientale, come prevede l'ultima riforma regionale, o passare sotto l'Ulstre veneziana, come nella cittadina chiedono in parecchi. L'idea la lancia la consigliera del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che ha partecipato assieme ad altri esponenti del Consiglio regionale ad un'assemblea pubblica promossa dal comitato La Mia Salute e Convenezia. C'è stata consegnata a mano una petizione di 4.700 firme di cittadini residenti di Cavallino su una popolazione totale di 13.500 abitanti, contando poi che i votanti alle ultime amministrative del 2015 sono stati circa 7.100. Credo che questo numero sia assolutamente importante, enorme e vada considerato. Il passaggio sotto San Donà di Piave ha generato qualche preoccupazione a Cavallino Treporti, che nonostante si sia staccata dal Comune di Venezia nel 1999, in ambito sanitario preferirebbe, perlomeno nell'opinione di molti, rimanere con Venezia. Si lamentano problemi di collegamento, difficoltà nell'arrivare al pronto soccorso e sostanzialmente una comodità maggiore appunto ad appoggiarsi a Venezia. Queste sono le richieste dei cittadini, da anni appunto c'è questo rapporto privilegiato con Venezia e chiedono che questo continui ad esserci anche in futuro.